Questa sera un confronto con tutto il mondo delle imprese della Veronese che è stato molto proficuo e direi anche molto schietto. Di fatto le imprese hanno fatto un appello alla parte politica sia nazionale ma anche regionale e provinciale affinché al di là dell'individuazione delle problematiche vengano date anche delle risposte. Io mi occupo di infrastrutture e trasporti che ovviamente per le imprese sono necessarie e sono fondamentali e questa sera ho colto anche l'occasione per la presenza anche di alcuni sindaci per ribadire che le infrastrutture e i trasporti non sono una questione locale che può interessare un comune o una singola provincia, ma le infrastrutture, quelle strategiche che migliorano l'accessibilità ai nostri territori ma anche la possibilità di attraversare da est ad ovest e da nord a sud tutta la nostra regione servono al mondo delle imprese e le imprese ovviamente girano, hanno bisogno di infrastrutture regionali ma anche al di fuori della nostra regione. Ecco, se posso una domanda, quali sono le infrastrutture strategiche per i prossimi anni nel Veneto? Guardate, allora qui siamo in un territorio che è interessato dall'alta velocità ed è fondamentale che l'alta velocità venga completata nel più breve tempo possibile e quindi che arrivi anche a Padova, ma che venga completato anche l'alta velocità lungo il corridoio del Brennero, ossia con il quarto lotto che è all'ingresso a nord di Verona. In questo territorio è attraversato dall'autostrada dalla 4 che è sostanzialmente l'infrastruttura autostradale strategica per tutto il nord d'Italia, che è satura, ha bisogno di essere messa in sicurezza, ha bisogno di essere potenziata e bisogna avere per il suo potenziamento una visione più ampia al di là del sedime che occupa l'autostrada, perché fare la quarta corsia lungo la Brescia-Padova non è assolutamente facile se solo pensiamo che a Verona dovremmo spostare la tangenziale e possiamo tutti comprendere che può essere molto complicato. Quindi sicuramente infrastrutture ferroviarie, infrastrutture stradali, ma soprattutto un potenziamento dell'infrastruttura autostradale con una visione complessiva e strategica che vada al di là della singola provincia ma che abbia una visione regionale. Ecco, una delle criticità che è emersa durante questi lavori riguarda la costruzione dei poli logistici che possano in qualche maniera assecondare questo sviluppo infrastrutturale e quindi facilitare i movimenti di merci sul territorio. Allora, come tutte le infrastrutture, l'intervento che è stato fatto da Prando ha assolutamente centrato il problema. Noi abbiamo bisogno, anche perché abbiamo un problema di consumo di suolo non indifferente, di guardare in maniera scevra da qualsiasi appartenenza territoriale alle infrastrutture che già esistono sul territorio, sia autostradali, sia stradali, sia ferroviarie, e ragionare su come queste infrastrutture, ma anche portuali, interporto, ovviamente parlo anche dell'interporto, come possono essere potenziate, quindi ragionare su ciò che già esiste e il suo potenziamento e in via residuale pensare a consumare ulteriore suolo creando altri interporti o altri terminal. Questo è assolutamente fondamentale, partendo dal presupposto che quando parliamo di realizzazione di nuove infrastrutture bisogna sempre e comunque partire dall'analisi della domanda. Quindi quell'infrastruttura è necessaria? Sì. No, e poi costruirla nel modo migliore con il minore impatto possibile. Sicuramente le infrastrutture che il Veneto ha sono sufficienti per dare delle grandi risposte. Noi abbiamo bisogno ancora di piccole infrastrutture che vadano a risolvere delle criticità che possono permettere di dare risposte a territori molto più ampi. Sicuramente per quanto riguarda gli interporti, la legge sugli interporti che è stata approvata al Senato è fondamentale, perché forse anche sugli interporti si comincerà a ragionare in maniera più ampia, e la Regione Veneto 2 anni fa è stata promotrice di un protocollo che ha visto la firma del Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Lombardia, le province autonome di Trento e Bolzano e ovviamente il Veneto, per ragionare sulla logistica con una visione comune.